Quinta edizione di questo San Martino in Osteria e San Daniele presente fin dall'edizione numero 0, non poteva mancare a festeggiare il quinquennio. Con ben 2 osterie di San Daniele che partecipano, fra le 18 che hanno aderito all'iniziativa. Ovviamente San Daniele ha dato anche il patrocinio della sua città assieme a quello della città di Udine, capitale del Friuli e della regione. E fra l'altro abbiamo una penetrazione territoriale molto interessante, 18 osterie partecipanti, 11 di Udine, 7 della provincia, una della provincia di Pordenone, quindi non solo è l'occasione per frequentare le osterie della città, ma è anche un'occasione per esplorare il nostro Friuli e assaggiare svariate declinazioni della cucina della nostra tradizione. Vogliamo andare un momento per ricordare identità e tradizione, ma anche un momento per parlare di innovazione della nostra terra e della nostra cucina. Da un minimo di 4-5 euro per un bicchiere di vino e una tartina, fino a spendere magari 20 euro per mangiare un piatto, il coniglio, il vino, la polenta. E l'auspicio è che siano sempre più numerose le realtà che organizzano eventi come questi, che nascono appunto da una collaborazione tra il mondo associativo e il mondo poi produttivo, quindi le osterie che fanno grande il nostro Friuli.